Ben ritrovati a Sette Sera, continuiamo a parlare della nostra natura, delle nostre bellissime coste che però sono veramente a rischio insieme ad Alessia Sacchetti per il WWF Lombardia. Ben ritrovata Alessia. Allora noi ci siamo salutate prima della pubblicità parlando della tutela dell'ambiente anche dal punto di vista legale. Quello che mi chiedo è, oltre alle organizzazioni che si adoperano pro ambiente, la legge che cosa fa? Ci sono delle leggi in favore dell'ambiente o ci sono delle leggi in favore prettamente dell'uomo? Allora, naturalmente ci sono delle leggi in favore che cercano in qualche modo di salvaguardare le nostre zone costiere, quello è fuori discussione. Altre leggi invece non sembra facciano il bene delle spiagge. Noi prima per esempio abbiamo parlato della pulizia delle spiagge, della pulizia meccanica, è stato presentato in Senato un decreto che prevede la pulizia meccanica delle spiagge senza prendere in considerazione se la spiaggia è un sito di interesse internazionale, SIC, quindi è sotto l'osservazione non solo della legge italiana ma anche a livello europeo, è tenuto in considerazione per la sua importanza a livello naturalistico. Ora, se questo non viene tenuto in considerazione significa che la spiaggia in qualche modo, pur essendo importante dal punto di vista naturalistico, sono state fatte altre priorità per quella spiaggia, quindi ci sono altre priorità. Mamma mia, e allora noi dobbiamo combattere perché le priorità diventino proprio aiutare le nostre spiagge, la nostra natura. Io vi voglio riassumere ancora qualche dato perché sono veramente allarmanti e poi ci concentriamo sulla campagna del WWF di quest'anno. Allora noi abbiamo parlato di erosione che sta mangiando le nostre coste, ne sono colpite circa l'80% delle coste. Vi cito le regioni italiane più colpite. Allora la Puglia, nella Puglia l'erosione raggiunge il 65% delle coste balneabili, nelle Marche e nel Lazio il 54%. Sono tantissimi chilometri di costa sui quali noi ancora oggi possiamo affacciarci, ma non è detto che i nostri nipoti possano farlo perché il fenomeno dell'erosione è anche tra l'altro molto rapido, si parla di 15 centimetri al secolo, è tantissimo, è veramente troppo. Poi ti dico anche altri dati, per esempio il Molise arrivano al 91%, troppo, quindi veramente dati impressionanti per un totale appunto di più di 1600 km di costa soggetta. Sono numeri pazzeschi, allora noi possiamo aiutarvi, possiamo aiutare il WWF ma soprattutto la nostra natura come? Perché dal 29 aprile al 20 maggio è stata attivata una campagna, allora è facilissimo, con un SMS si possono inviare 2 euro, con una telefonata da rete fissa 2 o 5 euro al numero 45503, lo vedete adesso. Allora che cosa faremo con i fondi che noi vi invieremo? Allora andremo a sistemare 3 oasi, l'abbiamo detto, una in Sardegna, una nel Veneto e una in Puglia. Partiamo da quella nel Veneto, cosa succederà? Esattamente dov'è intanto l'oasi? Allora, l'oasi è la laguna di Panarella, quindi è vicino al delta del Po, è una zona umida molto bella. Iniziamo a vedere qualche immagine, scusa ti interrompo così, eccoci. Sì. Eccoci, parla pure, prego. Questa è l'oasi, appunto dicevo è vicino al delta del Po, è un'oasi molto importante, una zona umida come si vede da queste immagini, molto importante per la nidificazione, per l'avifauna, quindi per gli uccelli, soprattutto acquatici. Ecco, qui vediamo un airone che si alza in volo, può ospitare fino a 140.000 specie di uccelli, quindi un numero veramente elevato. Purtroppo un'oasi che va riqualificata, è un'oasi che quindi deve essere in qualche modo bonificata e soggetta appunto alla pulizia perché può avere dei problemi dal rilascio di rifiuti e attività umane di vario genere. Questi sono i danni che si sono verificati, quindi ecco questi per esempio sono immagini perché l'oasi va riqualificata anche dal punto di vista degli alberi perché è soggetta a specie non autoctone, quindi non della zona, specie aliene che si insediano e prendono il posto delle specie arboree della zona e quindi in qualche modo va messa a posto da questo punto di vista. Assolutamente sì, perché il fenomeno di specie aliene, che si parli di vegetazione o che si parli di fauna, è purtroppo molto diffuso. Per esempio mi viene in mente, parlando di animali, tutte le tartarughine che noi compriamo e che dopo qualche anno lasciamo per il loro bene, pensiamo nei nostri laghetti, sono tartarughe che sopravvivono ma che invece vanno a mangiare la nostra vegetazione, a mangiare altri animali che sono invece del nostro ecosistema, per cui insomma noi con la nostra mano, ma anche con un buon intento, mettiamo sottosopra quello che la natura ha fatto. Ma adesso continuiamo a parlare della nostra campagna 2012, facciamo un viaggio verso la Sardegna dove si deve creare una nuova oasi. Intanto vediamo qualche immagine e capiamo che cos'è.
Prego, inizia a raccontarci. Quest'oasi Allora, di Scivu si chiama? Esatto, WWF Scivu, quindi vicino ad Arbus, un'oasi sabbiosa, come si può vedere da queste immagini, con la macchia mediterranea alle spalle, molto importante dal punto di vista della biodiversità. È presente per esempio il cervo anche in quest'oasi, quindi si hanno anche animali diversi da quelli soliti che uno è abituato a vedere nelle zone costiere. Anche quest'oasi merita di essere riqualificata e trasformata in oasi sotto la tutela del WWF, quindi sotto il presidio costante di volontari che ne tutelino la bellezza e la salvaguardia sia per le specie della fauna che le specie della flora. Quindi WWF Sardegna si occupa soprattutto a livello costiero, a livello dell'entroterra. Quest'anno è stata lanciata questa sfida. Benissimo, e l'ultima oasi da liberare è in Puglia, andiamo in Salento, vediamo le immagini intanto che ce la racconti. Quindi nel bellissimo Salento, vicino a una zona di spiaggia vicino alle Cesine. Quest'oasi è molto bella ma soggetta purtroppo all'accumulo di rifiuti, soprattutto di plastica. Hanno proprio creato degli strati addirittura lungo la spiaggia, e quindi questi strati andrebbero rimossi non solo con l'aiuto dei volontari ma con l'aiuto anche di mezzi elettrici dedicati, perché la situazione, si può vedere da queste immagini, è davvero molto grave. Quindi il WWF anche qui ha lanciato una sfida, in tutta Italia si stanno raccogliendo dei fondi per riuscire a riqualificare e a rendere bellissima questa zona che di base era così, ma purtroppo l'uomo ha trasformato quasi in una discarica, compromettendo, si vede anche da queste immagini, non solo la flora ma anche la fauna, quindi le specie marittime che la abitano. Allora, abbiamo detto che noi è l'uomo che compromette la natura. Allora, visto che sta arrivando una stagione in cui si dà il via al turismo, si va sulle coste per divertirsi e tante volte non si pensa a quello che si sta facendo. Abbiamo visto un mare di rifiuti sulle nostre spiagge. Possiamo fare un piccolo decalogo del giusto comportamento di un bravo turista? Allora, ovviamente non lasciare quello che ha le carte di quello che ha mangiato o bevuto in spiaggia o per terra, immagino, per iniziare. Esatto. Quello in generale, non solo sulle coste, però tendenzialmente lasciare i rifiuti negli appositi cassonetti e non gettarli dove capita, anche se spesso dal punto di vista naturalistico le aree naturali, senza quindi l'uomo, senza le costruzioni, sono molto più belle per chi decide di esplorarle. Sarebbe opportuno farlo con il rispetto che gli si deve. Quindi se si sceglie di andare in una zona incontaminata dal punto di vista dell'uomo, farlo pensando che si tratta di una zona incontaminata e che così deve restare, quindi attrezzarsi per non lasciare residui del proprio passaggio e ammirarne le bellezze senza comprometterla. Ecco, basta anche un semplice pensiero: se ci vogliamo tornare l'anno dopo dobbiamo solo sperare che tutti quelli che ci vanno in un'estate si comportino bene, perché sennò semplicemente l'anno dopo noi troveremo un luogo totalmente diverso da quello che abbiamo tanto amato. Allora io, prima di salutarci, voglio ricordarvi il numero a cui mandare un SMS per donare 2 euro o una telefonata alla rete fissa per donare da 2 a 5 euro. Il numero è 45503. Poi ci sono tantissimi modi per aiutare la natura e aiutare il WWF. È un'associazione fatta di volontari, per cui... Volontariato per lo più, quindi uno può rimboccarsi le maniche, andare in un'oasi, dare una mano, oppure aderire alle nostre campagne per il turismo sostenibile, quindi farsi delle vacanze nel rispetto della natura, e ci sono tante opportunità per aiutarla, basta vedere come. Certo, allora io ti ringrazio infinitamente, Alessia Sacchetti, in bocca al lupo per la vostra campagna. Tifiamo un po' tutti per la nostra natura. E adesso c'è un pochino di pubblicità, però voi restate con noi perché cambiamo argomento e andiamo a parlare di buonissimi sapori proprio per i più piccolini. State qui.